Allora, abbiamo detto i danni del fumo sotto tutti i profili, quindi persino i denti. Vediamo le ultime domande, professore. A questo punto abbiamo visto anche delle immagini che sono parecchio esaustive relativamente a certe problematiche a cui lei ha risposto, ma ecco la domanda 25, tutti i dentisti possono fare gli impianti? Perché quello è che viene chiesto, oppure Indubbiamente, bisogna andare in studi specializzati? ma dal punto di vista della legislazione non c'è nessuna preclusione che un dentista faccia impianti. Non è dato che per fare impianti si debbano seguire determinate prove, determinati corsi, determinate tipologie di specialità e cose del genere. L'odontoiatra è educato per poter fare gli impianti. Non l'odontotecnico. No, l'odontotecnico è un'altra figura, chiamiamo Esatto, così, fa parte degli artigiani sanitari. Ma deve eseguirne Tutti i almeno... dentisti, ad esempio, però sono stati messi dei paletti, perché ovviamente se poi si guarda all'aspetto medico-legale, oggi l'odontoiatria forense valuta se quel soggetto, odontoiatra o medico dentista, che ha svolto una determinata terapia e che quella terapia ha dato delle problematiche o delle complicanze dove vengano ravvedute delle, diciamo così, delle inappropriatezze che sono state eseguite dall'operatore sanitario, si va anche a valutare se questo ha avuto un background, c'era un curriculum che gli permettesse di svolgere quel tipo di trattamento. Quindi, ovvio quindi che per poter, da un punto di vista deontologico, dire io odontoiatra comincio a fare gli impianti, deve seguire un piccolo percorso educativo che gli permetta di acquisire una metodologia che è chirurgica e che possa avere una certa appropriatezza nella sua esecuzione. Infatti è stato valutato a livello internazionale che per poter acquisire una appropriatezza manuale e conoscitiva dal punto di vista diagnostico, dal punto di vista del controllo dei pazienti post-operatori, da sopperire a eventuali complicanze che possono verificarsi, un dentista dovrebbe almeno eseguire 50 impianti all'anno per dare una sua capacità di operare in questo settore. Ovvio poi, come capita ormai nell'ambito sanitario, il concetto dell'aggiornamento che per fortuna è venuto per legge imposto a tutte le classi sanitarie italiane, i famosi ECM, cioè i crediti formativi che bisogna seguire per poter procedere nella professione. Certo, chiedo a lei, dottore, ma 50 sono tanti? Cioè, si riesce a farne 50? Penso che è la quantità media che uno studio all'anno faccia di impianti, uno studio che non è uno studio implantologico, si intende. E il concetto del professore è importante perché oggi tutti noi siamo sottoposti a crediti continui in medicina, significa che dobbiamo tutti gli anni raggiungere un determinato livello di crediti per poter continuare a lavorare. E questi crediti noi li facciamo durante i weekend, durante le serate che sono quindi sono una garanzia, tema. non È l'aggiornamento. È l'aggiornamento continuo. I lavori è molto importante. No, è un aggiornamento continuo, obbligatorio che noi abbiamo ed è assolutamente certificato. Ci sono degli enti che certificano questo tipo di aggiornamento. Diciamo che la quantità di impianti media, ecco per esempio, se posso dire, il professore fa quasi esclusivamente impianti, quindi è chiaro che facendo tutti i giorni, dico sempre, la stessa tipologia di intervento è molto più, diciamo così, allenato di un'altra persona, di un altro collega odontoiatra che faccia 50 impianti all'anno. Certo, infatti. Però il numero insomma, di 50 impianti credo che sia sufficiente per determinare. Perché l'aspetto, quando noi parliamo di questo argomento, come di tanti altri argomenti nell'ambito del sanitario, non è solamente la mera esecuzione di una terapia chirurgica, è l'aspetto che precede l'esecuzione della terapia chirurgica, che è la fase diagnostica, la fase della programmazione terapeutica, l'esecuzione della procedura chirurgica e poi il controllo del paziente, perché
non è che tutto vada sempre bene. Abbiamo una elevata prevedibilità di successi di questa metodica, però abbiamo anche delle complicanze e quindi il professionista deve essere anche idoneo a poter confrontarsi con le complicanze e le problematiche che possono verificarsi a livello di qualsiasi implantologia, ma a livello di qualsiasi situazione di tipo odontoiatrico. Questo vale non solo per gli impianti, ma vale per la protesi, vale per la parodontologia, per la conservativa e così via. Cioè, quindi la maturazione di una certa esperienza è sicuramente un background fondamentale per l'affidabilità che uno può dare ai propri pazienti. Quindi quel famoso rapporto medico-paziente è sempre ancora valido. Fondamentale. C'era qualche altra domanda? Vediamo un attimo se ci sono altre slide per le ultime domande. La 26, quali sono le complicazioni degli impianti? Questa è sicuramente una domanda che molti chiedono, perché potrò avere complicanze. Allora possiamo distinguere le complicanze precoci. Io metto degli impianti. Dopo gli impianti posso avere, essendo un piccolo atto chirurgico, del sanguinamento, il gonfiore, posso gonfiarmi come se avessi preso un pugno, quindi il classico ematoma. Lesioni neurologiche sono quelle da evitare in maniera assoluta, perché di solito sono irreversibili, sì, per lo più una buona parte sono irreversibili. E quindi lesioni dei nervi mascellari e le infezioni. Queste sono le cosiddette possibili complicanze che, se noi andiamo a sviscerarle bene, sono le complicanze che si hanno per qualsiasi piccolo atto chirurgico, che sia in bocca o che sia in altri distretti. Queste sono le complicanze maggiori. Poi abbiamo le complicanze cosiddette tardive. Le complicanze tardive sono le complicanze legate a che cosa? Alla possibilità che i restauri protesici che noi inseriamo possono avere delle complicanze cosiddette meccaniche. Qualsiasi protesi, svitamento, la piccola frattura, la rottura, queste sono complicanze meccaniche che sono sempre trattabili in maniera abbastanza semplice. Poi ci sono le complicanze cosiddette biologiche, come ho detto prima. Gli impianti danno un'elevata affidabilità, più del 95% di successi nell'ambito implantologico. Però se noi andiamo a monitorare gli impianti nel lungo termine, quindi cosa vuol dire lungo termine? Non dopo un anno o due, ma dopo minimo 5-10 anni, vediamo che ci possono essere delle complicanze biologiche che sono legate agli stessi problemi della parodontite. Quindi attorno agli impianti, ecco, è importante fare una manutenzione, cioè perché se noi abbiamo tartaro, placca batterica, non puliamo, l'igiene scadente e così via, si infiammano le gengive, sanguinano e di conseguenza, come attorno a un dente perdiamo l'osso anche attorno agli impianti. Quindi queste sono le complicanze tardive, lente, e molte volte asintomatiche, purtroppo. Siamo giunti al termine, vediamo l'ultima slide proprio in velocità, proprio per dare la conclusione a tutti quanti i discorsi. Si diceva appunto che sono difficili un po' anche le imitazioni, perché copiare è sempre difficile, quindi non ci saranno mai delle protesi che potranno essere identiche ai denti. Assolutamente. Quindi bisogna un attimo adattarsi. Poi ci sono gli artisti che fanno delle protesi che sono molto verisimili, però sono sempre protesi. Da un punto di vista proprio dei materiali, è molto diverso. Ecco, copiare è estremamente difficile, questa è una bocca che noi vorremmo mantenere e che ovviamente è carico nostro per mantenere, ma è molto più importante il carico che ha il paziente per mantenersela, perché molte volte si parte così e poi ci si riduce peggio. Questo è il punto fondamentale. Questa possa essere estremamente... La prevenzione e la profilassi è la cosa fondamentale. Grazie mille. Qualcosa da aggiungere? Siamo proprio in chiusura. Assolutamente, il professore è stato chiarissimo. Esaustivo al massimo. Volevo solo chiarire per i nostri telespettatori, perché abbiamo sempre parlato di parodonto, di parodontite, che il parodonto si intende la gengiva, il ligamento del dente e l'osso sul quale il dente, quindi tutte queste, il dente inserito, tutte le infiammazioni di questo sistema si chiamano parodontite, e così come nell'impianto la periimplantite è l'infiammazione tutta attorno all'impianto che va a interessare l'osso.
Chiarissimo, avete visto anche quelle spiegazioni, quelle terminologie che possono essere più complesse vi sono state spiegate in modo estremamente chiaro. 049 80 72 653, tanto per la sede di Padova quanto per la sede di Stanghella, poi vi verrà dato il numero di riferimento per avere tutte le informazioni del caso. Non trascurate i vostri denti, avete visto c'è anche questo progetto che ormai sta giungendo al termine della Regione del Veneto, per chi è senza denti sotto, ha una protesi mobile che dà dei problemi, dei fastidi, sopra i 70 anni c'è questa grossissima opportunità. Grazie professor Cordioli, grazie dottor Gasparetto di essere stati qui con noi, grazie a voi di averci seguito, noi come sempre ci ritroviamo prestissimo domani.